Glory, 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 glory. We welcome you to the second night of the Holy Spirit Conference. Nilqawkom għat-tieni lejla tal-konferenza tal-Ispiritu Santu. Ringrazio il Moleta da quello che già għamel, voglio ringraziare per tutto ciò il Signore già ha fatto tra di noi e a mezzo a noi nella conferenza. Hallelujah. If you are following from Malta somewhere, jekk qed issegwi minn xi mkien madwar Malta, inħeġġiġkom biex tiġu tiltaqgħu magħna ejjew u segwuna kunu hawnhekk Malta magħna ġewwa River of Love ħalli mhux tirċivu biss informazzjoni imma tirċivu impartazzjoni. Quando venite qui in mezzo a noi dove c'è la conferenza non state ricevendo solamente informazione, però state ricevendo impartazione. When you are in the place, when you are on the spot where the work of God is going on, where the Holy Spirit is moving, where the word of God is being preached, you're not receiving just information, but you're receiving impartation. Amen. Hallelujah. So tonight we have one of my spiritual sons. Abbiamo questa sera uno dei miei figli spirituali che il Signore mi ha onorato di avere nella mia vita. È stata una connessione divina. Pochi anni fa lui è venuto con un altro pastore a Malta e il Signore ha cominciato a crescere una relazione divina preziosa tra di noi e poi circa un anno e mezzo fa, insomma qualcosa così, loro sono diventati parte di questo movimento e hanno aperto una comunità in Puglia. Today this man of God today who is going to be preaching, he is part of this family. He is one of my spiritual sons by the grace of God, for whom I am very honored. And him and his wife and him and my wife, we have been connected in a divine way. God brought him to us a few years ago with another pastor, and God continued to start growing a relationship between us. And now he's part of this house. This man is a wonderful man with a beautiful heart. Questo uomo ha veramente un cuore bellissimo. Li voglio tanto tanto bene, li amo. Lui è un uomo veramente che mi ha benedetto tanto, non perché c'ha un cuore bellissimo. E io sto parlando del pastore Nicola Di Biase. I'm talking about Pastor Nicola Di Biase. Come, vieni fratello. Alleluia. Thank you, Jesus. Mela, bil-Malti minna fuq, jo. Bil-Malti se namlu jina minna unek u bl-Inglis se jamlu ħemwar. Ok, so, sei libero. Mi lasci la patata bollente. Il passaggi għarominti, ta? Buonasera a tutti. Lejla tajba l-kulħat. Ringrazio lo Spirito Santo per avermi portato a casa. Nirringrazzja l-Ispiritu Santu li ġabni d-dar. Per ricevere. Biex nirċivi. Perché anche noi pastori abbiamo bisogno di ricevere. Għaxanka aħna il-pastors għanna bżon nirċivu. Voglio iniziare con una testimonianza Nibda b'testimonjanza di quello che è successo in Puglia. b'dak li ġara l-Pulja. Abbiamo avuto una conferenza soprannaturale. Kenna konferenza soprannaturali. E quando dico soprannaturale è stata proprio soprannaturale. U meta ngħid soprannaturali, veru kienet soprannaturali. Perché quasi tutta la sala Għaliex is-sala kollha era gente nuova che ha accettato Gesù. ġodda fil-mulej li aċċettaw il-Ġesu. È stato qualcosa di meraviglioso. Kien xi ħaġa meraviljuża. E quindi quando una conferenza va così bene, Allura meta konferenza tmur daqshekk tajjeb, tu sei infuocato, inti ikollok in-nar tal-Ispirtu Talla, sei ripieno di Spirito Santo tiġi mimli bl-Ispirtu Santu e inizi la settimana, no? Inizio la settimana subito dopo la conferenza. u tibda l-bidu tal-wika u tal-ġimgħa Con questo spirito. b'dan l-ispirtu. Il lavoro
si aprono nuove porte nel lavoro. Fix-xogħol jinfetħu opportunitajiet ġodda Sembra che quello che era successo nella conferenza u jidher li dak kollu li kien ġara fil-konferenza lo continuassi a vivere nel lavoro. għajt inħossu għaddej fih anka fix-xogħol. Le porte del lavoro, bam, 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 sì, 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 sì. Il-bibien tax-xogħol bdew jinfetħu b'opportunitajiet ġodda wieħed wara l-ieħor. E così, dopo 5 giorni di lavoro, U hekk wara 5 tim ta' xogħol b'dan mod, il mio socio il-kollega tiegħi tax-xogħol non sta bene. ma kienx tajjeb. Lui curava tutta un'altra parte di lavoro U kien jieħu ħsieb parti oħra tax-xogħol tiegħi e in 2 giorni di tempo u f'jumejn tutto quello che avevo fatto dak kollu li kont għamilt fuq si xogħol blocca all'istante, ġie blukkat f'minuta subito. mill-ewwel. Non avanziamo più. Ma stajniex nibqgħu navvanzaw. Lui va in ospedale perché fa delle trasfusioni, U kellu jmur l-isptar minħabba li kellu jagħmel xi eżamijiet si blocca praticamente u letteralment kollox ġie blukkat. e lì inizia la mia battaglia. U hemmhekk bdiet il-battalja tiegħi. Un duro colpo Kienet vera isa daqqa ta' ħarta lija. e devo ringraziare lo Spirito Santo U rrid nirringrazzja l-Ispiritu Santu perché quella stessa settimana għaliex dik il-ġimgħa stess ho detto a Dio, io non ce la faccio più, basta. li l-mulej għatlu ma niflax nibqa' dej iżjed daqshekk. Voglio lasciare. Irrid nitlaq kollox. Ho una famiglia meravigliosa. Għandi familja meraviljuża I miei figli stanno tutti bene, sono credenti. u t-tfal tiegħi kollha Io sono tajbin salvato. u anka jemnu fil-mulej jiena wkoll salvat. Mi metto a lavorare, no, mia moglie lavora, io lavoro, ci mettiamo lì. Perché tutti queste preoccupazioni, questi pesi? U għatina għandi xogħol, il-mara tiegħi għandha xogħol u daqshekk nifukaw fuq hekk għalfejn noqgħod dan il-pis kollu. E poi sono venuto qui. Mbagħad ġejtaw. E io so perché Dio, il nostro Dio, è un Dio grandissimo. Jiena li nafu għal il-mulej tagħna huwa Alla kbir. Io so che il pastore Andy, U jiena naf li l-Pastor Andy Dio l'ha mandato qui per me. il-mulej batu hawnhekk għalija. Perché ieri sera, mentre cenevamo assieme, Għax il-bieraħ fil-għaxija waqt li konna qegħdin niklu flimkien, ne ho parlato con lui e con l'Apostolo Gordo. kellimt miegħu u anka mal-Apostle Gordon. E sapete, noi pastori U intom tafu li aħna pastors, abbiamo grandi difficoltà quando abbiamo un problema, ikonna diffikultajiet kbar meta jkollna problema. perché non ne possiamo parlare con tutti. Għax ma tantx nistgħu nitkellmu ma' ħadd. Noi ascoltiamo tutti, Aħna nisimgħu il kulħadd. ma siamo limitati Imma con aħna chi dobbiamo limitati fuq parlare. l-affarijiet tagħna. Ma' min irridu nitkellmu. Allora il pastore Andy ieri ha fatto un gesto. Għalhekk il-Pastor Andy l-bieraħ għamel ġest. Vuoi essere grande per Dio? U saqsini trid tagħmel xi ħaġa kbira l-mulej. Beh, ti devi ricordare di questo. Tibqa' tiftakar f'dan, salib. E quando sei in questa posizione, U meta inti tkun qiegħed f'dil pożizzjoni msallab, ti possono fare male tutti. kulħadd jista' jagħmellek il-ħsara. Non hai difese, M'għandekx difiżi ta' xejn. ma sai Imma taf che qualcuno ha pagato li hemm xi ħadd li al posto ħallas tuo. għalik. E quindi io ti ringrazio, Pastore Andy. Għalhekk jiena nirringrazzjak Pastor Sei stato Andy per me un grande strumento di Dio għax ieri, għalija kont strument kbir tal-mulej. perché mi hai dato forza e coraggio per continuare. Għaliex tajtni forza u Per stare kuraġġ sulla biex breccia. inkompli.
E io qui sono a casa, U jiena hawnhekk qiegħed id-dar. non mi sento un estraneo. U ma nħossnix foreigner barrani. Ormai ci conosciamo quasi tutti. Issa kollha kemm aħna nafu l-xulxin. Vi porto i saluti di mia moglie, U nibatilkom il-xewqat della sbieħ minn comunità della Puglia. mill-komunità ta' E vi Puglia. ringraziamo perché vi sentiamo veramente vicini. U Grazie. nirringrazzjakom għax inħossuna verament viċini. Grazzi. Ora ho scritto molto. Ktibt ħafna llum. Ha detto voi qualcosa da bere prima di parlare? U saqsejtkom għandhom xi ħaġa x'nixrob qabel ma nibda nitkellem. La verità è che ho la bocca secca Il-verità huwa li għandi da quando ho ħalqi iniziato a pensare di predicare. minn mindu bdejt naħseb biex nipritka. Oggi parleremo di un argomento molto importante. Illum ħanitkellmu fuq suġġett li huwa importanti ħafna. Il titolo della predica Il-title tal-preach huwa è Intercessori o spettatori? Interċessuri u spettaturi. Grazie. Vediamo la differenza fra intercessori e spettatori. Ħanaraw din id-differenza bejn interċessuri u spettaturi. L'intercessore L-interċessur agisce attivamente, jaġixxi b'mod attiv. si mette in mezzo fra due parti, Ipoġġu lil nnifsu fin-nofs ta' żewġ partijiet. fa cambiare le situazioni, Ibiddel is-sitwazzjonijiet non sta solo a guardare, u ma joqgħodx iċċassat iħares, prende una posizione jieħu pożizzjoni e non lo fanno mai per se stessi, u din pożizzjoni qatt ma jaħdu għalihom infushom, sempre per gli altri. jieħduha għall-oħrajn. Gli spettatori Dawk li huma spettaturi osservano passivamente, josservaw b'mod passiv, guardano, iħarsu, giudicano jiġġudikaw senza intervenire, mingħajr ma jintervjenu, non influenzano, ma jinfluwenzawx non fanno niente, u ma jagħmlu xejn. sono distaccati Huma distakkati e vivono la fede degli altri. u jgħixu il-fidi ta' ħaddieħor. Gli spettatori Dawk li huma spettaturi vedono miracoli, jaraw il-mirakli gli intercessori u l-interċessuri li provocano. jipprovokawhom. Chi intercede Min jinterċedi non guarda la tempesta, ma jarax il-maltemp la comanda. imma jikkmanda lil maltemp. Oggi Illum? andrai via da questo posto Jiena se nitlaq minn dan il-post con una mentalità cambiata. mentalità differenti minn Non bidla. sarai più spettatore. U mhux se tkun iktar spettatur. Amen. Amen. Come sapete, chi mi conosce sa che io faccio le domande, Kif tafuni għal min jafni, tafu li nħobb nagħmel domandi. perché se non ti fai le domande, X'jekk inti ma tagħmilx domandi, le risposte non arriveranno. ma jiġux ir-risposti. E quindi, se qualcuno ha portato carta e penna, U jekk xi ħadd hawnhekk ġab xi karta u Skrivi. bajru, iktbu. quando è stata l'ultima volta Meta kienet l-aħħar darba li che hai pianto per qualcuno bkejt għal xi ħadd che non eri tu li ma kontx int, o un tuo familiare? jew kellha familjari. Quando è stata l'ultima volta Meta kienet l-aħħar darba che hai passato 10 minuti li għadda 10 in minuti, preghiera għaddejt 10 minuti fit-talb solo per qualcun altro? għal ħaddieħor biss biex tinterċedi. Beh, io ti invito adesso, da dove sei, Jien illum ninvitak minn fejn inti a guardarti intorno. li tħares Guardatevi madwarek, intorno.
ħares madwarek, Guardati, guarda tutti i fratelli, guarda. ħares lejn l-aħwa kollha. Hai mai pregato per qualcuno Qatt tlabt għal che hai xi ħadd visto in questo li momento? qed tara bħalissa f'dal moment. Rispondete a voi stessi. Intom tirrispondu għalikom infushom ma rridx inkun naf ir-risposti. Hai mai pregato Dio per salvare questa nazione? Qatt tlabt il-mulej biex isalva dan nazzjon. O ti sei limitato a chiedere a Dio, Jon kella kont limitat billi saqsi l-mulej biss. Signore, Mulej, ti prego, kjoġbok, non far piovere domenica, please, nar il-ħat. è il mio giorno libero. Għax ħallijina nkun nista' nilab il-berta kollha. Ho lavorato tutta la settimana, Ħdimt din il-ġimgħa kollha. vorrei andare al mare. U rrid immur il-baħar. Hai mai pregato per il tuo pastore? Qatt tlabt għal-pastor tiegħek u l-pastors. Per la Chiesa? Hai mai Għal-Knisja. pregato per la Qatt Chiesa? tlabt anka mal-Knisja. Hai mai pregato per chi è perseguitato a causa del Vangelo? Qatt tlabt għal dawk in-nies li huma persegwitati minħabba l-Vanġelu. Il tuo tempo di preghiera Il-ħin tiegħek tat-talb è una lista della spesa hija lista shopping list. o un campo di battaglia? Jon kella battalja navali letteralment għal-mulej. Spirituali. Stamattina Dal-ħodu, abbiamo detto che non c'è condanna in aħna Cristo. tkellimna li fi Kristu m'hemmx kundanna. Quindi, se non stai intercedendo ancora per nessuno, Għalhekk jekk inti mhux qed tinterċedi għal ħadd, non è un problema, non sentirti in colpa, tħossokx ħati, proprio perché non c'è condanna per coloro che għax sono in m'hemmx Cristo. kundanna għal dawk li huma f'Kristu. Quel termine telatestai che ha usato Gesù Dak it-terminu teleta staj li juża l-mulej Ġesu, lo mettevano sugli assegni per dire debito pagato. kienu Lo scrivevano sugli jikbuhom fuq assegni. iċ-ċekkijiet biex jgħidu id-debit imħallas. Debito pagato. Il-mħallas lest. Non hai più nessun debito. M'għandekx l-ebda aktar dejn. Gesù lo ha pagato per Għax te. Ġesu ħa kollox għalik u ħallas. Ma la verità Ma l-verità è che siamo diventati specialisti huwa li sirna speċjalisti a pregare per noi biex nitolbu għalina, nfusna. e siamo molto poveri U hekk nkunu veru fqar nel pregare per gli altri. biex nitolbu għall-oħrajn. E molti di noi non hanno smesso di pregare, Ħafna minna ma waqfux jitolbu, hanno smesso di intercedere. imma waqfu jinterċedu. Quali sono le nostre preghiere? X'inhu ma talb tagħna? Signore, benedicimi, Mulej, birikni. fammi trovare un parcheggio, Ejni Signore. mulej biex insib parking space. Dammi forza, Tini s-saħħa, dammi un lavoro, tini xogħol, dammi pace, tini l-paċi. guariscimi. Fejjaqni. E se Dio U jekk il-mulej ti vuole usare irid jużak così come sei, hekk kif int, e se Dio sa u jekk il-mulej jaf che così come sei li hekk kif int puoi salvare molte più anime, tista' salva ħafna iktar il-wieħ, chiederesti ancora a Dio di guarirti? tkompli ssaqsih kontinwament biex fejqek. Perché noi chiediamo a Dio di guarirci, Għax aħna nsaqsu l-mulej biex ifejjaqna, ma quanti di coloro che sono ammalati o che chiedono a Dio imma kemm minn dawk li huma ma jfilħux sia fatta la tua volontà? jgħidu l-mulej li trid inti seħħu jsir f'ħajti. Gesù non voleva andare in croce, Ġesu ma rridx imur fuq is-salib,
togli da me questo U calice. qallu neħħi qudiemi dal-kalċi. Ma ha aggiunto, sia Imma. fatta la tua volontà. Żied dak li trid int iseħħu jsir. Sei pronto anche tu a dire sia fatta la tua volontà? Inti lest ukoll bħal Ġesu li tajt li jrid Alla Rifletti jseħħu jsir. bene su questo. Rifletti sew fuq dan. Tutto gira intorno a me. Kollox idur È la verità. madwarna. Hija l-verità. Noi quando preghiamo, Noi, tutto gira metà. intorno a me. Aħna meta nitolbu kollox idur madwarna. A me, io. Jien. Ma un cuore per Dio, Ma qalb għal mulej, che cosa chiede? x'issaqsi? Dio vuole missione, Il-mulej vuole che irid tu compia una missione. li inti tagħmel missjoni f'ħajtek. Andate Li tmorru e fate i miei discepoli. u tagħmlu d-disċipli. Dio vuole un popolo. Il-mulej irid poplu, Dio vuole che tu prega per la nazione. il-mulej irid li inti titlob għan-nazzjon tiegħek. Dio vuole anime. Il-mulej irid l-irwieħ. Quanti di noi pregano affinché Dio mandi sul nostro cammino nuove anime da convertire? Kemm minna verament jitolbu sakemm naraw li ħafna rwieħ jiġu għandna biex aħna nkunu nistgħu nikkonvertuhom. Nella lettera di Giacomo, Fil-ktieb ta' Ġud, al capitolo 4, aqra ftit, please, Pastor. al versetto 3, 4 vers 3 è scritto: hemm miktub domandate saqsu e non ricevete, u ma tirċivux. perché domandate male, Għaliex intom issaqsu ħażin per spendere nei vostri piaceri. biex intom tħallsu għal pjaċiri tagħkom. E Dio non risponde, a Ulmulej. volte non risponde, Ma jirrispondix, kultant ma jirrispondix. perché il nostro cuore Għaliex qalbna è troppo piccolo hija żgħira wisq per contenere il suo piano. biex inkunu nistgħu nifhmu l-pjan tal-mulej. Noi siamo limitati, Aħna limitati. ma Dio che cosa dice? Imma l-mulej Io xjgħid? vado al di là Jiena immur li lem di quello che tu puoi pensare e immaginare. minn dak li inti tista' taħseb u timmaġina. Che cosa stai immaginando nella X'qed tua vita? timmaġina fil-ħajja tiegħek? Perché noi siamo fatti così, immaginiamo, vediamo un'immagine, Għax aħna da naraw l-immaġni, un'immagine proclamiamo naraw l-immaġni u nikproklamawha e quello che abbiamo proclamato si materializza. u dak li ngħidu mbagħad iseħħu jsir. Cosa stai immaginando? X'qed timmaġina? Dio sta cercando intercessori, Il-mulej qed ifittex interċessuri. non sta cercando consumatori di preghiera, Mhux qed ifittex mod coloro che stanno lì dalla mattina alla sera a pregare per se stessi. ta' kif titlob għalik Che gli vada innifsek tutto minn filgħodu bene. sa filgħaxija. Dio sta cercando costruttori di ponti, Men, il-mulej qiegħed ifittex nies illi jibnu bridges, ponti. troppo bello che entri in una chiesa, trovi posto a Li sedere, tidħol fil-knisja u ssib post fejn tpoġġi tutto bil-qeda. pulito, Kollox pulit, al coperto, kollox al magħluq. caldo quando fa Anka freddo meta jkun il-kessħaj u e meta tkun al freddo quando fa isħana, caldo. ssib saqa fuq rasek. Beh, se hai trovato tutto questo, Jekk inti sib dan kollu, è perché Dio huwa mħabba lil mulej ha usato un costruttore di ponte uża per il-xaħat costruirlo. li jibni il-bridges, il-pontijiet għal skop. È troppo comodo Huwa komdu ħafna quando il ponte è stato costruito meta il-pont attraversarlo ġi mibni u wieħed con jaqsam la fede degli altri. bil-fidi ta' ħaddieħor. Siamo tutti bravi. Aħna kollha bravi hekk.
Quando inizierai a costruire il tuo ponte? Meta se tibda tibni int il-bridge tiegħek? Quanto tempo Kemm dedichi żmien alla preghiera? tiddedika fil-talb? Ogni giorno. Quanto tempo dedichi alla preghiera? Kull jum kemm ħin tiddedika għat-talb? E di questo tempo, quanto ne usi per pregare per gli altri? U f'dan il-ħin ta' talb, kemm minnhom tqatta titlob għall-oħrajn? Ma pastore, ma io non ho tempo. Ma pastor m'għandix Non ho tempo per pregare per me, io lavoro. Ma m'għandix inaqqas biex nitlob għalija nnifsi għax jiena naħdem. Chi ce l'ha il tempo di pregare? Min għandu l-ħin biex Vado jitlob? sempre scappando. Kulħadd jgħidlek niskappax għandix nagħmel. Beh, mo facciamo un bel gioco. Qualcuno gliel'ho fatto in Puglia. Kien hemm xi ħadd li jagħmel din iċ-ċajta nistgħu ngħidu jew din logħba fil-Pulja. 8 ore per lavorare, Mela, 8 sigħat biex taħdem, 8 ore per dormire, 8 sigħat biex torqod, 3 ore per mangiare, 3 sigħat biex tikol, 1 ora su TikTok. Sija fuq it-TikTok Il totale sono 20 ore. u t-total huwa 20 sija Le altre 4 ore che fai? u l-4 sigħat l-oħra x'tagħmel? Dice, ma io lavoro 10 ore, va bene. Jgħidu li ma jiena naħdem 10 Avanzano sigħat. sempre 2 ore. Imma xorta jibqa' satej. Il dire non ho tempo Li wieħed jgħid m'għandix ħin è una scusa. hija skuża. Cioè, immaginiamo se tutti quanti noi Kien immaġinaw li kollha kemm aħna usassimo quel tempo per intercedere per gli altri. nużaw dak il-ħin biex ninterċedu għall-oħrajn. Sapete che cosa succederebbe nei cieli? Tafu x'jiġri fil-smawiet? Si aprirebbero su tutte le nazioni. Jinfetħu smawiet fuq in-nazzjonijiet kollha. E la verità è che noi abbiamo una cattiva gestione del tempo. U l-verità hija li aħna l-mod kif inqasmu l-ħin huwa ħażin. Ma il tempo è l'unica cosa che va avanti senza il-ħin fermarsi. Huwa l-unika ħaġa li jibqa' dej mingħajr ma jieqaf. Il tempo non torna mai indietro, Il-ħin ma jarġax jirritorna lura perché il tempo sa għax il-ħin jaf che tornare indietro li jekk inti tirritorna è lura un tempo sprecato. huwa ħin mitluf. Quanti di noi stanno perdendo tempo a pensare al passato? Kemm minna qegħdin nitilfu ħin billi noqogħdu naħsbu fil-passat? Ah, se potessi tornare indietro. Kemm nixtieq ikun nista' mmur lura. Non puoi tornare indietro, Ma tista' qatt tmur lura. ma puoi andare in avanti Imma tista' biss e decidere di cambiare u tiddeċidi il tuo li cammino. tbiddel il-mod kif timxi. È una scelta Hija għażla. e ogni giorno scegli. Kull jum tażel. Quando stai male, Meta inti tħossok m'intix stai tajjeb, scegliendo di stare male. inti qed tażel li tkun Stai scegliendo di dare forza li tkun hekk għax a inti qed tażel al nemico che è stato sconfitto. li tagħti il-forza lil-ladu li huwa Il diġà diavolo è mġarraf. stato sconfitto. Ix-xitan diġà tellift Questo lo dobbiamo u dan comprendere. irridu nifhmuha. Gesù sulla croce Gesù ne ha fis-salib fatto pubblico għamel spettacolo. Spettaklu pubbliku. Perché andiamo a far resuscitare il nemico? È morto, è stato sconfitto. Għalfejn nipprovaw inqajmuh Colui che è il-mejjed. risuscitato si chiama Gesù. Ix-xitan huwa E mejjed. noi dobbiamo vivere Wieħed grazie alla biss. sua vittoria. Li huwa Anche tu Ġesu. hai vinto. U aħna rridu ngħixu l-vittorja f'Ġesu. Ma mi hanno fatto troppo male. Mamlu li ħafna deni. Perdona e vai avanti. Aħfer u mx Stai il-qudiem. sprecando tempo. Qed titlef iż-żmien. E Dio ce lo dimostra Il-mulej jurjunna dan. che ha sempre voluto intercessori. Minħabba li dejjem xtaq li kollu interċessuri. Sempre. Dejjem.
Genesi 18. Genesi 18. Abramo Nsibu lill-Abram intercede per Sodoma. li kien qed jinterċedi għal Sodoma. Se ci fossero solo 10 giusti, Jekk ikun hemm biss 10 ġusti. Abramo non dice neanche a Dio: Abram ma qalx il-mulej. Signore, se ci sono 10 credenti, Mulej jekk ikun hemm imqar 10 li jemnu. 10 giusti. 10 twajba, tajbin. Ora vi faccio una domanda. Issa ħna mill-kon domanda. C'è gente giusta, non credente, che fa le cose giuste? Hemm nies li huma tajba li jagħmlu l-affarijiet tajba. Certo. Żgur. C'è gente che Hemm non nies crede in Dio. Li anka ma jemnux fil-mulej. Quando u arriva jagħmlu una situazione fa la affarijiet cosa tajbin. giusta. Abramo ha detto a Dio: se riesco a trovare 10 giusti, Abram qal lill-Alla jekk jien insib 10 ġusti, ma non ha trovato neanche 10. imma laqqas sab 10. Eppure Imbagħad, Dio il-mulej avrebbe salvato Sodoma grazie all'intercessione di u Abramo. li kieku l-mulej kien salva lil Sodoma kieku sab 10 grazzi għal Abram li interċeda lihom. Non avrebbe distrutto una città. Ma kienx kieku jiddistruġġi l-Sodoma sħiħa. Ezechiele 22:30. Ezekiel 22:30 Dio dice: il-mulej jgħid ho cercato un uomo che si ergesse davanti a me jiena provajt infittex raġel li jkun jista' jintervjeni qudiemi per la breccia, għal poplu, ma non l'ho trovato. imma ma sibtux. Che tragedia. Xi traċedja din. Dio ne cercava uno, Il-mulej fittex biss wieħed interċessur. Wieħed. ma non riesce a Imma trovarlo. ma setax isib laqqas wieħed. Eppure guarda questo. Mbagħad araw da. Romani Frumani 8:34. 8:34. Gesù Ġesu è il nostro intercessore. huwa l-interċessur tagħna. Egli intercede per noi Jinterċedi għalina alla destra del Padre. fuq in-naħa tal-lemin tal-missier. C'è Gesù, Ġesu dopo tutto quello che ha fatto, wara dak kollu li għamel, dopo che si è caricato di tutte le nostre colpe, wara li ħafu dopo che si è nnifsu sacrificato per te e per me, il-ħtija kollha tagħna, ora wara li għamel sagrifiċċju è għalija u għalik. seduto alla destra del Issa li Padre qiegħed fuq il-lemin a tal-missier intercedere per noi. biex jinterċedi għalina. Qiegħed hemmhekk. Alleluja. Romani 8, capitolo 8, 26. Romani 8, kapitlu 8, 26. Lo Spirito Santo Spiritu Santu intercede jinterċedi con gemiti ineffabili. big-groaning hemm miktub bil-kelma talla. Nejd bil-Malti. Gesù e lo Gesù Spirito Santo. U l-Spiritu Santu. In Efesini 6:19 Paolo F'Efesin 6 chiede preghiere per 19, lui Paolo ovunque va. isaqsi jagħmel ħafna domandi, anzi talb għalih imur fejn imur. Atti 12. Fatti La Chiesa primitiva 12 intercede il-Knisja per l-Antika Pietro, kienet tinterċedi għal Pietru che era in li prigione, kien qiegħed fil-ħabs e che succede? u xiġri Un angelo va imur e anġlu lo libera. u jirliberaħ. Capite il potere e la potenza Qed dell'intercessione? tifmu l-qawwa Fa tal-interċessjoni. spostare gli angeli Iġġib e li anke manda l-anġli in tuo soccorso. u tpoġġihom fit-triq tiegħek. Listen. Ascolta. Ok, isimgħu.
Perché questa è una rivelazione molto potente. Għax din hija revelazzjoni qawwija ħafna. Quando tu Meta inti intercedi tinterċedi per tuo fratello, għal ħuk, per una nazione, għal nazzjon, per qualcuno che neanche conosci, għal xi ħadd li laqqas bistaf, tu ti stai mettendo in accordo con altri intercessori. inti tkun qiegħed f'pożizzjoni li tkun f'agreement ma' E se due su questa terra si accordano tajt jekk hemm tnejn f'din nel mio nome, il Padre che è nei cieli, che cosa farà? Permezz tismi il-missier li hu fis-sema x'jagħmel? Esaudirà la preghiera. Jagħtik it-desires of your heart. Quanti di noi? Xewqat ta' qalbek. Vieni un attimo. Sali. Ejja daqsxejn. Quanti di noi hanno fatto questo? Kemm minnkom għamiltu dan? Accordiamoci nella preghiera. Ejja naqblu f'din it-talba. Prega con me. Itlob miegħi. Signore, benedicimi. Tu Mulej, devi- berikni. Benedici lui. Queste sono le preghiere di accordo. Dawn huma Che facciamo noi? verament it-talb li naqblu bejnietna Noi ci flimkien. accordiamo, Aħna grazie. naqblu. Noi ci accordiamo con le Flimkien. stesse preghiere che facciamo da soli a casa. Bl-istess talb li nagħmlu meta nkunu qegħdin waħedna d-dar. Noi non ci accordiamo per qualcosa che vuole Dio. Aħna ma naqblux għal xi ħaġa Noi li ci jrid Alla, accordiamo per qualcosa che vogliamo noi. imma aħna naqblu fit-talb għal xi ħaġa li rridu aħna. Ma non capiamo Imma ma nifhmux meta nagħmlu hekk che se tu li jekk int da quel posto minn dak il-post ti metti a intercedere per il fratello che è in tibda fondo, tinterċedi għal ħuk li qiegħed hemm wara, ti stai mettendo in accordo con lui inti tkun qiegħed taqbel miegħu e Dio esaudirà perché Dio non verrà mai meno alla sua parola. u l-mulej itik dak li qed titlob għax il-mulej qatt ma jonqos milli jtina dak li jgħidilna Ma fil-kelma. noi siamo Imma aħna diventati così egoisti Sirna daqshekk egoisti e vogliamo usare Dio li rridu nużaw il-mulej solo per i nostri piaceri. għalina u bżonnijiet tagħna. Molti entrano nelle chiese Ħafna jidħlu fil-knejjes perché per loro è l'ultima spiaggia, għax għalihom huwa l-aħħar xtajta. non perché vogliono credere in Dio, Mhux għax iridu jemnu f'Kristu, ma vogliono vedere se Dio funziona. imma jridu jaraw jekk verament Alla E jiffunzjonax. se Dio non funziona, U jekk ma jaraw xejn li Alla stanno 10 giorni in chiesa, poi joqogħdu vanno via. għaxartijin fil-Knisja mbagħad jitilqu lem. Per questo Dio che cosa fa? Għalhekk Alla x'jagħmel? È Lui che manda le persone alla chiesa. U jibgħat in-nies fil-Knisja. Ma se la chiesa non intercede, Imma jekk il-Knisja se ma la chiesa è tinterċedix, egoista, jekk il-Knisja se la hija chiesa è una egoista, chiesa che giudica, jekk il-Knisja hija Knisja li tiġġudika, Dio non manderà nessuno. il-mulej ma jibgħat il-ħadd. Perché Dio protegge i suoi figli. Għax il-mulej jipproteġi it-tfal tiegħu. Non manderò mai un mio figlio in quella chiesa. Jiena ma nibat Fino a quando la Chiesa meta Non l-Knisja comprenderà ma tifhimx come funziono io, kif non jien- come funzionano loro. jien nifunzjona, mhux kif jiffunzjonaw huma, amen. C'è un fonico in questa chiesa, giusto? Al mixer c'è qualcuno? Sì, c'è qualcuno là. Hemm raġel hemmhekk mal-mixer fuq wara. Io non conosco neanche il suo nome. Laqas naf x'ismu dak li hemm wara. Shalom. pace. Grazie Shalom per il lavoro che fai. Grazzi Shalom tax-xogħol li qed tagħmel. Ora, diciamo la verità, no? Ejja ngħidu l-verità. Gli unici che pregano per Shalom L-uniċi li jitolbu għal Shalom sono i cantori che suonano. huma dawk li ikantaw u jdoqqu.
affinché funzioni tutto bene. biex jiffunzjona kollu Dice, sew. Signore, ti prego per Shalom che Mulej usi i nitolbok tasti għal Shalom- in għal modo Shalom giusto così posso Li cantare jagħmel kollu e sewa avere un buon fil-mixer. suono. Ħalli nkun nista' nkanta u jkun hemm sound sabiħ. Questa è la verità. Din hija l-verità. Chi mai ha intercesso per Shalom? Chi ha mai pregato? Chi ha messo le ginocchia a terra per chi sta lì e non lo vede mai nessuno? Min għad talab għal Shalom u min għad verament poġġa għad tarkub teħ għalih. Quando hai messo le ginocchia a terra per qualcuno che non conoscevi? Meta ġili għad arkub teħ u titlob għal xi ħadd li ma tafx. Quante volte hai giudicato Kemm il-darba ġudikajt una persona persuna che non conoscevi li laqqas bistaf. e che a vista ti dava già fastidio? U meta kont taraħ jew tara mill-ewwel kont m'għandek ġrazzja miegħu jew magħha. No, perché a me è capitato. Għax di ġrat li lili. Cioè, se è capitato a me, no? Jekk ġara lili. Molte volte, Ħafna drabi. senza conoscere una persona, Minnar ma nkun naf persuna diġà isma' ti rendi conto che magari è antipatico, no? nara antipatku fajnejja. Poi lo conosci Mbagħad e issir scopri che è una tafu. persona splendida. U tara li hija persuna jew persuna tal-ġen. È capitato a tutti questo. Dil-ħaġa ġrat il-kulħadd. Il giudizio è sempre più facile, Il-ġudizzju dejjem ikun faċli, ma il giudizio imma l-ġudizzju viene fatto in base a quello che guardano i nostri occhi. jiġi permezz ta' dak li l-għajnejn jaraw. E molte volte noi sbagliamo. Ħafna drabi nisbaljaw. Fra poco chiederò ai pastori, sono onorato di stare fra questi ministri, Jien nħossni onorat li qiegħed hawnhekk ma' daw il-ministri talla, l-pastors, u ħanajtilhom Di naftit pregare. ieħor u se ngħidilhom biex jibdew jitolbu e io sarò il primo a scendere qui u jisen kull ewwel wieħed li ninżel hawnhekk e a chiedere preghiera, biex insaqsihom jitolbu. perché fuqi. anch'io voglio andare via da questo Għax posto anke jien irrid nitlaq minn dan come il-post intercessore. bħal interċessur. Voglio andare via cambiato da questo posto, Irrid nitlaq minn hawnhekk mibdul. perché le nazioni sono nel caos. Għaliex l-alienazzjoni qiegħda in-nazzjonijiet qegħdin fil-kaos, skużani. Le famiglie O il famigli. stanno tutte male, Qegħdin kollha ħażina hanno perso la speranza. għax tilfu tama. Figli e figlie soffrono di depressione. Ħafna wlied ibatu minn depressjoni. E se non andiamo noi sulla breccia, U jekk chi deve ma andare? mmorrux aħna biex ninterċedu għalihom, min jinterċedi? River of Love, River of Love? fiume d'amore. Xmara L'ha ta' detto mħabba. prima il pastore. Għal qabel, pastor. Se non facciamo questo, dov'è l'amore? Jekk ma nagħmlux da fejn il-imħabba. Paolo ce lo insegna. Paolo għallimna Anche se avessi tutta la scienza di li questo inti għandek mondo. ix-xjenza kollha ta' din id-dinja. Sapete che significa possedere la scienza, tutta la scienza di questo mondo? Tafu xi tfisser li inti tkollok il-xjenza ta' dinja kollha? Eppure Paolo dice, Mbagħad Paolo jgħid io non sono nulla jiena mien senza xejn amore. mingħajr imħabba. E la croce U è una s-salib dimostrazione di amore. hija dimostrazzjoni ta' mħabba. Troppo bello amare solo le persone che ci sono vicine. Xi ħaġa sabiħa ħafna li aħna nħobbu l-minnu viċin tagħna Perché non si fa fatica għax ma jagħtunix kedda e non si fa sacrificio u ma ġalunix nagħmlu ad amare sagrifiċċju. tua moglie e i tuoi figli. Mhux sagrifiċċju li inti tħobb tal-familja tiegħek. Fate sacrificio ad amare i vostri figli. Laqas xejn, ma tagħmilx sagrifiċċju tħobb il-uliedek. Vi viene naturale custodirli, vi viene Jiġi naturale. naturali li tħobbhom. Ma lavare i piedi a colui che sai che è causa del tuo male, Imma li taħsil saqajk il-min taf li kien il-kawża li Lavare i għalalek piedi. il-ħesel kollu al Giuda di turno. li jkollok il-ġuda madwarek. Oh maestro, io ti devo lavare i piedi, no. Meta qallu
Pietru, Dice jien Gesù. rrid naħsillek Io vi saqajk, devo mhux lavare i int taħsilli saqajja. U Ġesu qallu le, jien rrid naħsillek saqajk. Che gesto meraviglioso Gesto di un grande meraviglioso. leader. Ta' leader granché. Vuoi essere spettatore o intercessore? Trid tkun spettatur jew interċessur. Se Dio oggi ti chiamasse a stare sulla breccia, Jekk il-mulej qed jgħajjatlek il la tua risposta quale sarebbe? fin-nofs, inti xi tkun ir-risposta tiegħek? Diresti eccomi? Tgħidlu hawnhekk qiegħed jien? Oppure, Signore, fammi prima sistemare le cose di casa mia Jew kellha tgħidlu stenna ħalli l-ewwel nagħmel naqra id-dar E poi tiegħi ti sewwa kif seguirò. Suppost, imbagħad insegwik. se il risveglio di Malta dipendesse dalle tue preghiere, Jekk il-riżveljo ta' Malta jiddependi mit-talb se il tiegħek, risveglio di Malta dipendesse dalla tua intercessore, revival riżveljo, ok? Jekk dan ir-revival jiddependi mill-interċessuri aw minn spiritwali nistgħu ngħidulu wkoll, Malta sarebbe salva o condannata? Malta ħad tkun salvata jew kondannata. Oggi avrai la scelta di andare via da questo luogo da intercessore o da spettatore. Illum għandi il-decision x'nagħmel l-għażla anzi li nkun interċessur jew nkella spettatur. L'intercessore L-interċessur porta la croce. u bħal Ġesu jaqbad is-salib. Tu sei disposto a portarla? Inti lest li terfaw. Ogni grande risveglio Kull revival kbir è iniziato sulle ginocchia piegate di qualcuno. beda b'xi ħadd li qatt arkub teħ. Noi abbiamo dimenticato di inginocchiarci. Aħna insejna kif noqogħdu arkub tejna. Mi metto anche io. Anka jien Anche io ho dimenticato di inginocchiarmi. kultant ninsa li noqgħod arkub tejja. Le 10 vergini, L-10 verġni, le 5 che non sono potute entrare, che avevano poco olio, il-ħamsa li kellhom ftit żejt allura ma stawx jidħlu, non è che avevano poco olio, mhux għax kellhom ftit żejt, erano convinte kienu konvinti che quell'olio bastasse, li dak iż-żejt kien biżejjed, che è diverso li hu differenti da non avere olio milli ma jkollokx e da essere żejt. orgogliosi Kienu- per dire quest'olio basta. Kienu prideful biżejjed biex jgħidu dan biżejjed. Sono ripieno della parola di Dio, Għax jien għandi basta, ħafna mi kelma basta talla così. u daqshekk biżejjed. Leggo la Bibbia Jiena naqra per tutti l-Bibbja questi anni, Signore. għal dawn is-snin kollha. Io ho letto tutti gli anni la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse. U jiena rajta l-Bibbja kontinu mill-Ġenesi. Ho fatto 10 scuole bibliche. Għamilt 10 So tutti i passi a memoria. U naf l-iskrittura kollha bl-amment. Bene, dice Dio. Tajjeb jgħidu l-mulej. Quante anime hai portato, figlio mio? Kemm ġibt irwieħ lejja? Ma ero preso a studiare. Imma ma kellix xans għax qatt nistudja. E poi arriva, Signore, Mbagħad io non conosco tutta la Bibbia a memoria. xi ħadd u jgħid jiena ma nafx Non il-Bibbja conosco i kollha passi a bl-amment. memoria. Nix kapaċi niftakru. Ma non sono venuto solo qui. Imma ma Guarda ġejtx quante anime mi waħdi sono hawn. portato. Ara kemm irwieħ ġibtlek. Gestisci il tuo tempo e dai le priorità Kun żgur li tqatta l-ħin tiegħek fil-prijorità ġusta. alle cose che cambiano l'atmosfera, che Qatta cambiano l-ħin tiegħek għal la affarijiet preghiera, li che cambiano jbidlu le l-atmosfera. persone, che Dawk li cambiano jbidlu la n-nies, nazione. Li jbidlu n-nazzjon. Non dire più che non hai tempo. Tajt xiżjed li m'għandek xejn. Immagina una clessidra, no? Immagina una clessidra dove c'è la sabbia dentro che scende, no? La clessidra.
Xejdu la bl-Inglis. La clessidra, dove c'è la sabbia. All right, dak tal-ħin, del tempo, quello del tempo. Dove c'è la sabbia. La sabbia che c'è nel fondo Ok, dak ir-ramel li qiegħed fil-qiegħ è tutto il tuo passato. huwa l-passat kollu tiegħek. Quella che sta in alto, Dak li qiegħed il fuq, tu non sai quanto te ne rimane. inti ma tafx kemm għad fadallu. Tu sei nel mezzo, in quel piccolo U inti spazio qiegħed dove fin-nofs ogni dak chicco daqsxejn cade spazju li hemm. e ogni chicco devi fare una scelta. U kull tikka ramla trid Se usare il tempo che ti għażla. rimane che non sai Jew perché. inti tuża il-ħin tajjeb jew le. Chi è che sa il tempo che gli rimane su questa terra? Min minnkom jaf kemm fadallu ħin f'din l-art? Io ho proclamato sempre che vivrò fino a 120 anni. Jiena dejjem klejmjajt li nibqa' ngħix sa 120 Lo proclamo sena. sempre questo, quindi Dejjem è ngħidha di. scritto. Ktibta. Ma nessuno sa quanto tempo gli rimane. Imma ħadd ma jaf fil-vera każ li kemm fadlinna żmien f'din E l-art. quando tu sprechi quel tempo U meta inti a taħli l-ħin piangerti addosso, billi toqgħod tibki għall-affarijiet tiegħek, non stai esaltando Dio, m'intix qed tolli l-mulej. stai esaltando qualcuno che è morto Imma inti tolli l xi ħadd li huwa mejjed. e per lo più ti stanchi, arrivi stanco. Quando noi non preghiamo in modo giusto, U ci mbagħad tispiċċa stanchiamo. tajja, għax meta inti titlob mod li mhux sewwa tajja. Arrivi stanco perché tutti i pesi, non riesci a liberarti dei pesi. Għaliex dak it-toqol li kollok jibqa' fuqek u ma jirnexxilekx tillibera ruħek minnhom. Che senso ha X'sens għandu? fare chiesa, avere tutta una chiesa Kollok se non c'è knisja. nessuno che intercede? Jekk ma għandek il-ħadd li Per quale interċedi. scopo? Għal xiex, għalli ma skop. Riunirsi come in un club? Li iskom tagħmlu klabbek. Vuoi tornare ad essere un uomo o una donna di fuoco? Trid tirritorna li tkun raġel. Lo jew mara desideri ta' essere una nar. donna di fuoco o un uomo di fuoco? Tixtieq li tkun mara jew raġel ta' nar fil-mulej. Se senti che la tua preghiera è diventata sterile, Jekk tħoss egoista, li it-talb breve. tiegħek sar sterili, egoistu qasir. perché la verità Għax il-verità è che quando iniziamo a pregare, huwa li meta nibdew nitolbu, quando iniziamo a leggere la Bibbia, meta nibdew naqraw il-Bibja, ci viene sonno. jibda badna n-nas. Avete notato questo? Innu tajtu waħda. E perché quando andiamo a delle feste che ci piacciono il sonno non ci viene U mai? għalfejn meta mmorru xi festek li vera nħdu pjaċir bija ma jaqbadniex nas. Perché quando la situazione ti garba, ti gusta, Għaliex meta għandek il sonno non ti viene? situazzjoni ta' ek ferħ u xi ħaġa li tuħ pjaċir bija ma jiġix in-nas. Arrivano le 3, le 4 del Jiġi mattino. tlieta u l-erba ta' filgħodu u ma jaqbdekx nas. Poi apriamo la Bibbia. U mbagħad niftu l-Bibja. Ezechiele. Ezekiel. È la verità. Il-verità. Puoi venire a fare un po' di musica. Jekk ġobkom tistgħu tiġu għal-mużika. Shalom, come si chiama? Dominic. Il fonico. Shalom, 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 shalom. Shalom, ti prego, fa che la musica sia perfetta. Ixallu l-mużika ħatkun perfetta. Dio non cerca Il-mulej ma jfittix delle preghiere perfette. tal-perfett. Dio non cerca che ti devi trovare tutti i termini e le parole. Il-mulej ma jfittix li inti tkun eżatt fit-termini u fil-kliem kif għandek poġġieħ. Perché il pastore Andy ieri, Għaliex il-pastor Andy l-biraħ nella semplicità più fis-sempliċità assoluta, tiegħu assoluta ci ha dato un grande messaggio. tagħna messaġġ kbir. Nella semplicità. Fis-sempliċità. Dio vede il cuore, non vede quello che diciamo. Il-mulej jara l-qalb, ma jarax dak kollu li ħaddieħor jara.
Ora desidero che chi vuole veramente Issa nixtieq li diventare un min intercessore, verament irid ikun io intercessor. invito l'Apostolo Gordon, Jiena ninvita l-Apostle Gordon, il Pastore Andy, Pastor Andy, io vi chiedo preghiera. nitlobkom it-tal. Sono qui Jataw. e invito chiunque, Un'invita se vuoi diventare Lil kull una min guerriera, un jixtieq guerriero, isir gwerrier jew se vuoi gwerriera diventare, tal-mulek. se vuoi trasformare la tua preghiera sterile Jekk in un trid campo di tbiddel battaglia, it-talba beh, devi tiegħek venire qui questa sterili sera, u ssir devi venire a talba prenderti verament a stare ta' sulla battaglia ta' breccia gwerrier, qui, ejja perché qui hawnhekk c'è la quddiem, breccia, għax hawnhekk c'è una hawn breccia qui, dak li huwa l-interċessur. c'è il fuoco Hemm qui in-nar che ti sta tal-mulej. aspettando, Li perché qiegħed Dio jistennik, sta cercando għaliex il-mulej qed intercessori. ifittex Dio non sta interċessuri. cercando Il-mulej mhux persone qed che fanno ifittex belle persuni preghiere. li jagħmlu Dio talb vuole che tu sabiħ, interceda, imma che diventi un il-mulej intercessore in questo jixtieq li inti luogo, tkun interċessur che f'dan preghi per il-mument. coloro che non conosci. Li inti titlob għal dawk li ma tafx. Non fare più preghiere egoiste U solo tagħmel per xiktar te. talb egoista li Se kien sei nifsek. cristiano, tu sai Jekk inti che tutto è Kristjan, stato compiuto. inti taf li kollox Devi lest. sapere questo, Hemm tutto è bżonn stato li tkun taf compiuto. dan, li kollox Hai huwa già lest. tutto. Għandek ġa kollox. Dio ha fatto tutto per te, perché continui a chiedere, a Il-mulej chiedere, a għamel chiedere, kollox a għalik, chiedere? għalfej ħatibqa saqsiħa l-istess ħaġa. Tutto è stato fatto. Kollox lest. Dio ti vuole usare per intercedere per questa nazione, per i Il-mulej tuoi irid fratelli, jużak per biex gli ammalati. interċedi għal La dan gente non nazzjon biex guarisce inti perché non c'è tfejja nessuno che lil dawk li intercede huma per morda loro. fost oħrajn. Alleluia, gloria a te, Alleluia. Signore. Tuo Spirito Santo tocca i cuori di tutti questa sera. Cosa voglio fare? Ho chiesto pregare in chiesa. Affinché diventiamo degli intercessori. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, you are, oh Lord. You are worthy of it all. Perdonami, Signore, se mi sono fatto distrarre. Affirli mulej Ġesu li jekk jiena żvijajt. Perdonami, Signore, se sono diventato egoista. Affirli mulej jekk jiena sirt egoista. Perdonami, Signore, se ho trascurato la tua chiamata. Affirli mulej Ġesu jekk jiena traskurajt is-sejħa tiegħek. Oh Spirito Santo, Spiritu Santu, amico mio, ħabib manda tiegħek. il fuoco Ġib in-nar affinché sakemm quella fiammella dik il-fjamma che c'è in ognuno di noi li tiġi fuq kull wieħed waħda minna. diventi un grande incendio Issir in questo nar luogo.
kbir f'dan il-post. affinché tutta questa nazione Sakemm din in-nazzjon kollha possa ardere per te, Signore. tista' verament ixxenna. Amen. Sinjur, amen. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Shiberedo Satikai. For from you are all things, to you are Jesus. Raise up intercessors, Lord. Raise up intercessors, Signore. Ajja mulej intercessuri li jem bil-qalb għandhom it-taħbita tal-qalb tijak. Raise up, O Lord, intercessors that have your heartbeat for the church, for the nations, for pastors and leaders, for apostles. Ajjem mulej intercessuri li għandhom qalb għal-nazzjon, għal-knisja tijak, għal-poplu tijak, għal-rajja tijak u għal-mexxejja tijak, mulej. Ajjem intercessuri. Lord, wake us up even during the night to pray. Ajjimna mulej u kol anka matul il-lejl biex nitolbu. Inalza, Signore, intercessori in questa stagione che hanno un cuore per le nazioni, che hanno un cuore per le chiese, per la tua chiesa. Intercessori che hanno cuore per i pastori, per i leader, per gli apostoli, per quelli servi che sono alla freccia, Signore, di ciò che tu ci hai chiamato a fare, Signore. Innalza, Signore, intercessori che pregano per la guarigione della Chiesa, per i cuori rotti, addolorati, Signore. Innalza intercessori, Signore, che hanno un cuore per i figli prodigi. Raise up, Lord, intercessors that have hearts for the prodigal sons and daughters. Ajjem mulej intercessuri li għandhom qalb għall-ulied li mulej telqu mid-dar tijak, mid-dar tal-missir, dawk li dbedu mill-mixja tijak jak mulej. Give us, oh Lord, a heart of an intercessor. Darci ognuno di noi un cuore di intercessore, Signore. Questa chiave, questa autorità, questa potenza che tu ci hai fidato, Signore. Ricordaci ogni giorno
per usarla, per intercedere per il tuo popolo, Signore. This power, this authority, this privilege that you have given us to pray, to change nations, churches, so that your churches will be healed, oh God. Raise us up, raise your intercessors. Lord, we call intercessors to be raised up all over Malta, over Gozo, over Italy, over England, over all the nations. We pray for intercessors to arise in Jesus' name. We call intercessors arise. Let there be an intercession church. Church of the living God, arise, intercede for the lost, for the church, for the leaders, for the pastors, for healing in the church, oh God. Ajja mule intercessuri li jitolbu mule qaddis għal-knisja tijak, għal-poplu tijak, għal-nazzjonijiet. Intercessuri li għandhom il-qalb u t-taħbita tal-qalb tijak mule. Għalluliet li telqu triq tal-mulej, għalluliet li idin abbandonati, reġettati. Għal dawk li jħossuhom mulej abbandonati, imma inti dejjem magħhom mulej. Ġibhom lura lej dar il-missier mulej. Bring them back to the Father's house. Not just to a place, but to an intimate relationship with you. Mhux just post lokali, ma f'relazzjoni intima miegħek abba missier. Portali, Signore, tutti quelli prodigi, Signore, i figli prodigi, Signore, portali nella casa del Padre, non solamente in un locale, però in una relazione intima con te, Signore. Noi dichiariamo e profetizziamo che in quest'ora tu stai innalzando intercessori in Malta, in Italia, in Inghilterra e dappertutto le nazioni nel nome di Gesù. We declare and we decree and prophesy intercessors to arise. Intercessors arise. And Lord, raise up intercessors in River of Love, Malta, Gozo, Puglia, Lord God, Kenya, Uganda, Pakistan. Lord, raise up intercessors, oh God, in Jesus' name. For you are the God who sees and you are the God who hears. Intilalla le tispantilalla le tara. Sei il Dio che vedi, sei il Dio che senti, Signore. Darci un cuore che batte con il tuo cuore. Give us a heart that beats with your heartbeat. To care for what you care for, to love what you love. لنحب dak li tħobb int. Jimportana minn dak li jimportak int mulej. We pray for the prodigal sons and the daughters. Dawk mulej li telqu mid-dar tal-missi, dawk li qegħdin fi triq tal-telfin bħalissa. Li tolbuk mulej ibat il-ħaddiema tiegħek. Ibat l-anġli tiegħek. Żurhom fil-ħolm tiegħek. Tagħhom mulej. Ġibhom lura lej dar u lej il-qalb tal-Missija. Spiritu Santu. Rababakaya rabassoko. Socorro da babassia randala mandoro bossai. Ask the Lord to make you an intercessor. Ask the Lord to make you an intercessor. Chiedi al Signore di fare di ognuno di noi, di fare di ognuno di noi un intercessore. اطلب الله biex jagħmlek interċessur. Itlob il-Alla biex jagħmlek xi ħadd li importak minn dak li importa lil Alla l-missier. Itlob il-Alla biex jużak, biex titlob, biex tbiddel qlub għal mulej, biex tbiddel qlub, tdawwar qlub lejn il-missier, biex iġġib rikonċiljazzjoni. Così tu puoi essere uno che porta riconciliazione, restaurazione, so that you can be somebody who brings reconciliation. That you will be part of the answer and not the problem. Che tu fai parte della soluzione, non del problema. Hallelujah. Today make a decision. Oggi fai la decisione. Amen la decisione lui. That you will intercede. You will speak less and you pray more. That you will li inti titkellem inqas u titlob iktar.
che tu parla meno e preghi di più. Hallelujah. Rababassikida. You know one thing I've noticed in my life? I really noticed this a lot. People of prayer talk less. ħafna nies li huma nies vera ta' talb jitkellmu ħafna nies. Ho notato questo nella mia vita. Persone che sono intercessori, hanno un cuore veramente che pregano per le nazioni, pregano per la Chiesa in continuo. Sono persone che parlano meno e pregano di più. È vero, eh? Sabrakiti sita la broku sataya. Hallelujah. YouTube, Facebook, God bless you. We see you here tomorrow morning. Narawkom għadda fil-ħodu, YouTube u Facebook, narawkom għadda fil-ħodu. Fid-dissa jkun għawit talb mid-dissa sa' dissa u nofs, mbad mid-dissa u nofs għan uddimem klet preachers, klet teachers, jew għadda fil-ħodu jekkalaj. Come tomorrow morning and from 9 is prayer, from 9:30 there are 3 sessions of teaching sessions. Come and